Sono Jesus Leni Gomez, 34 anni, 2 figli, veneta di adozione, oserei dire diversamente veneta. Dal 29 dicembre al 22 aprile ho fatto i 574 comuni del Veneto a piedi e li ho raccontati attraverso i social, Facebook, Instagram. Ho raccontato non soltanto i posti che incontravo, ma le persone, le tradizioni, la cultura. Ho raccontato così tanto che alla fine di questo cammino furono tantissime le persone che mi conoscevano, mi seguivano e anche mi cercavano per dormire a casa loro, per mangiare a casa loro, per presentarmi quella che era la tradizione dei suoi paesi. Sono noi incoscienti. È stato un pizzico di incoscienza con tanta curiosità, quelle cose che fai quando senti in pancia e quando parti ormai tardi, no? Perché quello che è successo quando sono partita ormai i veneti mi avevano conquistato e ogni giorno c'era qualcosa di nuovo da scoprire e quando mi sono guardata io avevo già detto a tutti farò i 574 comuni a piedi. E più che altro perché è coinvolgente ogni giorno, un paese diverso, ogni giorno non sai ciò che incontravi, perciò era questo che alimentava la voglia di camminare, no? Non sono un'esportiva, perché non sono una che fa molto sport, però sono un'appassionata di cammini e normalmente i miei cammini ho fatto in Norvegia, 3 volte il Cammino di Santiago, poi la Scozia, e li ho fatti sempre d'inverno perché le persone sono a casa e possono guardare a livello social questo ed d'estate possono visitare i posti che ho visitato io, così ho voluto fare da promotore al Veneto e ai Veneti.